Eder. Mech. Pallister. Il caso di Rosanna Pilloni a San Rocco ha suscitato un grande clamore, non solo per la macabra scoperta del corpo congelato, ma anche per le implicazioni emotive e familiari che ha sollevato. La vicenda ricorda, per certi versi, quella di Liliana Resinovic, dove anche si è ipotizzato un congelamento post-mortem. Rosanna Pilloni, una donna di 78 anni, è stata trovata morta nel congelatore della sua abitazione a San Rocco, un piccolo paese dove tutti si conoscono. La scoperta è avvenuta dopo che le autorità, insospettite da alcune discrepanze, hanno deciso di indagare sulla sua scomparsa. Gli investigatori ipotizzano che Rosanna sia morta a gennaio 2023 e che il figlio, Sandro Mallus, l'abbia mantenuta nel congelatore per continuare a percepire la sua pensione. La comunità è rimasta scioccata, soprattutto perché Sandro continuava a fare la spesa per due, alimentando l'illusione che la madre fosse ancora viva. Il pubblico ministero ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di occultamento di cadavere e truffa aggravata. Per conformare le ipotesi, è stata disposta un'autopsia per determinare le cause della morte e l'esatta data del decesso. Il medico legale Roberto De Montis avrà il compito di scongelare il corpo con cautela, per evitare la compromissione dei tessuti. Andrea Mallos, il fratello di Sandro che vive in Irlanda, ha espresso la sua profonda rabbia e incredulità, dichiarando di non poter mai perdonare il fratello per quanto accaduto. Ha anche espresso la speranza che la madre sia morta per cause naturali, desiderando almeno un minimo di pace per lei. In entrambi i casi, l'ipotesi del congelamento è centrale. Per Liliana Resinovic, si era speculato che il corpo fosse stato conservato in condizioni tali da ritardare la scoperta delle reali circostanze della morte. Sebbene le indagini non abbiano mai confermato definitivamente questa teoria, come per Rosanna Pilloni, anche nel caso Resinovic sono stati necessari approfonditi esami medico-legali per determinare le cause del decesso e il tempo trascorso dalla morte. La difficoltà nel ricostruire una cronologia precisa è un elemento comune che ha complicato le indagini in entrambi i casi. Entrambi i casi hanno avuto un forte impatto emotivo sulle famiglie e sulle comunità locali. La scoperta di un corpo in condizioni sospette genera sempre un misto di shock e incredulità, amplificato dal coinvolgimento di familiari stretti come presunti responsabili o complici. Nel caso di Rosanna Pilloni, il movente economico legato alla riscossione della pensione è stato un fattore chiave nelle indagini, sebbene nel caso Resinovic non siano emerse chiare motivazioni economiche. Entrambi i casi sottolineano come fattori personali e materiali possano intrecciarsi tragicamente. Queste vicende, seppur caratterizzate da dettagli specifici diversi, mostrano come situazioni di isolamento e disperazione possano talvolta portare a scelte estreme e a conseguenze devastanti per le famiglie coinvolte. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.